L'Ulstre stigmatizza e denuncia il grave episodio avvenuto nel pronto soccorso di Mestre, documentato in modo strumentale da un video diffuso sui social, dicono. Quanto affermato da chi ha prodotto il video non corrisponde al vero, scrive l'azienda. Sia il paziente accompagnato dalla persona che ha effettuato il video e che si lamenta per i tempi d'attesa, che quello che ha aggredito la dottoressa con un bastone da passeggio sono stati assistiti nei tempi. Il paziente aggressore era già stato visitato e, se liberata dai vincoli di rispetto della privacy, l'azienda sanitaria è pronta a fornire ulteriore documentazione sull'iter di assistenza. Contrariamente a quanto si afferma nel video, si legge ancora, il pronto soccorso lavorava a organico corrispondente a necessità e protocolli. Nulla giustifica l'aggressione verbale perpetrata ai danni degli operatori del pronto soccorso e la diffusione di affermazioni prive di fondamento. L'Ulstre, conclude, si riserva di tutelare in ogni sede opportuna la dignità dei propri medici, infermieri e operatori sociosanitari e condanna con fermezza ogni episodio di aggressione, di violenza e denigratorio nei confronti dei lavoratori che ogni giorno si spendono per soccorrere e curare al meglio migliaia di cittadini.